l'indipendenza e dopo chiede l'autonomia. Comunque, a parte questo, io dico, se un domani dovesse passare il referendum per l'autonomia, il sì, sicuramente Roma non darà niente, non darà. Se lo tiene nel cassetto, per me, se lo tiene nel cassetto, che in modo che un domani, se l'indipendenza veneta chiede di fare il referendum, dice no, guarda qui. Posso dire una cosa? Dobbiamo stare attenti su questo, Grazie. Facciamo una buona valutazione. Grazie Antonio, grazie. Questa merita un 30 secondi di risposta. 30 secondi il soltanto. Presidente della Regione, che è stato eletto 6 mesi fa, del Veneto, con quasi il 50% dei consensi, dice che il suo progetto principale per il 2016, nonostante i disastri delle banche, la disoccupazione, un fallimento al giorno solo per il tribunale di la provincia di Padova, quindi moltiplichiamo per 7 e capiamo il disastro, sarà quello di fare un referendum sull'autonomia del Veneto. Cioè una cosa inutile che costa 14 milioni di euro, che lui potrebbe già attuare, perché il suo programma era dare attuazione all'autonomia secondo gli spazi che sono previsti dalla Costituzione, non di più, perché lui non chiede di più, però dice vorrei preventivamente investire i veneti del tema per sapere se vogliono la maggiore autonomia. Ma ci rendiamo conto che è una presa in giro questa? È una beffa, una cosa... Buongiorno. No, mi consente. Qui è da fare causa al Presidente della Regione, ma non sto scherzando, e ai consiglieri regionali che avranno l'audacia, l'impudicizia, il coraggio di fare una cosa oscena come questa. Perché c'è già, facciano prima un progetto di legge se ritengono, a parte che a me non interessa l'autonomia e lo Stato non gliela può dare, non è nelle condizioni di dargliela, di più di quella che è prevista dalla Costituzione, ma chiedere una cosa che già possono fare. Io l'ho detto, guardi, per usare una metafora, è come andare in carcere e fare un referendum chiedendo volete voi la libertà domani? Secondo lei cosa vota? Il 99% di uno scemo sbaglia sempre, e quindi è una cosa alla quale dobbiamo opporci. Veneti, non fatevi prendere in giro, perché questo è il punto. Non ha senso il referendum sull'autonomia, ripropongano quello sull'indipendenza e ce ne andiamo fuori da questa Italia fallita. Smettiamo di essere fregati di 25 punti di differenza sulla tassazione rispetto alla media europea. Lei mi dice calmo, vada nelle aziende, la gente che si è alzata stamattina alle 5 per lavorare e ha aperto il portone di fabbrica e sa che deve dare il 70% della sua fatica a uno Stato cialtrone che aumenta il debito pubblico, che mantiene la povertà fuori del portone, che fa entrare la gente immigrata senza nessuna garanzia per la sicurezza. Ma dove siamo? Dove siamo? Ha ragione. A proposito di pensioni...